Pronto, pronto, pronto. Allora, buongiorno, penso e spero che si senta qualcosa. Ci chiedevano i fotografi dei giornali se per cortesia potete venire un attimo solo, almeno tutti da questa parte, in modo da far vedere anche la presenza che c'è questa mattina al sit-in che è stato lanciato dai comitati e dalle associazioni che da anni sono attive su questa problematica. Ringraziamo peraltro gli amministratori che vediamo dei comuni interessati di Battaglia Terme, di Due Carrare e di Pernumia. Ringraziamo i consiglieri regionali e i parlamentari che sono presenti, ai quali chiediamo dopo anche di fare una battuta, di fare un piccolo intervento rispetto a questa situazione che, come sapete, si trascina dal 2002. È una situazione che ha veramente dell'incredibile, un po' la figlia di questo modello di sviluppo, insomma, no, che si è innescato nel Veneto, dove i vecchi capannoni erano e sono utilizzati per ammassare i rifiuti con lavorazioni che ricevevano delle autorizzazioni un po' diciamo semplificate e che alla fine producevano e hanno prodotto i disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Siamo particolarmente preoccupati, e poi lo diranno anche gli amici del comitato SOS NCEC, gli amici della Vespa, che particolarmente in questi anni hanno seguito tutti gli sviluppi della vicenda, ma siamo particolarmente preoccupati e siamo qui proprio per sottolineare la preoccupazione, perché in questi 16 anni in cui sono proseguita questa situazione, le cose sono cambiate, ma sono cambiate in peggio, perché abbiamo visto, lo stiamo vedendo, l'accentuazione dei fenomeni climatici è un qualcosa che ormai fa parte del nostro vissuto, della nostra quotidianità. Non possiamo più star qui ad incrociare le dita. Qualche anno fa, sapete benissimo, una tromba d'aria ha lambito questo territorio. Proviamo solo a pensare che cosa potrebbe essere successo se questa tromba d'aria avesse investito capannoni che sapete sono fatiscenti, sapete che hanno problemi di tenuta, sapete che hanno una copertura precaria, sistemata alla meno peggio dopo le proteste dei cittadini e dei residenti. Sapete che qualche anno fa il canale Vincenzone, che praticamente è a 50 metri da questi capannoni, ha rischiato l'esondazione. Ecco, abbiamo rischiato che questa cosa avvenisse nei giorni scorsi e purtroppo, cioè, è inutile star qui a girarci attorno. Sappiamo che è un rischio vero, un rischio concreto. E allora quello che stiamo chiedendo con forza agli amministratori, in particolare in questo caso alla Regione Veneto, perché è la responsabile, diciamo, della salute pubblica dei cittadini ed è l'unica che ha i mezzi per poter sostenere i costi di una bonifica che noi riteniamo assolutamente urgente e non più rinviabile. Siamo qui appunto per chiedere che ci sia un piano di finanziamento pluriennale, sicuramente alla portata, diciamo, no, di una regione, che è quello appunto di un investimento di 2 milioni l'anno, abbiamo detto, possono essere anche 3, magari abbreviamo i tempi, che consentano di asportare il materiale che è presente e di procedere poi alla bonifica del sito. Ecco, questa è una cosa sulla quale pensiamo sia importantissimo che ci sia la capacità di mettere insieme tutte le varie realtà associative, gli amministratori locali e gli amministratori regionali e i parlamentari. Questa è una bomba ecologica che va disinnescata e, come abbiamo visto purtroppo in tutti questi anni, possiamo farlo solamente se c'è una grossissima mobilitazione anche da parte della popolazione. E io lo dico qui adesso, so che ci sarà appunto, insieme alla mozione che è stata approvata dai 3 consigli comunali di Pernumia, Battaglia e Carrara e Due Carrare, sulle quali appunto magari poi gli amministratori potranno illustrare i contenuti, allora queste mozioni che sono state inviate alla Regione Veneto, insieme agli emendamenti o alle proposte che potranno fare i consiglieri regionali,
dovrebbero diventare l'elemento e lo spunto per convincere la Regione Veneto a finanziare questa bonifica. Ecco, io credo che se non ci saranno segnali positivi in questo senso, in questa direzione, dobbiamo prepararci a costruire una forte mobilitazione che arrivi ai cancelli del Consiglio regionale. Tanto grazie a tutti e diamo la parola alle altri comitati e altre associazioni, non so, Anna Chiara, Loredana, che sono state parte attiva di questa mobilitazione. Grazie intanto. Sì, i rischi che comporta questa struttura li denunciamo da molti anni. I capannoni sono ormai in stato di fatiscente, piove dentro, ci sono pozzanghere di percolato, i pilastri sono corrosi e le pareti non sono in grado di tenere ancora a lungo la spinta dei cumuli. Di tutto questo le autorità competenti sono ben consapevoli, perché è dal 2009 che la provincia ha fatto una relazione in cui si denunciavano questi rischi e anche la società di ingegneria incaricata di fare uno studio, un'analisi, ha denunciato questo rischio di collasso. Oltre a questi rischi determinati proprio dalla struttura in se stessa, bisogna anche dire che l'ubicazione è delle più infelici. Siamo in un territorio fortemente antropizzato, nel giro di mezzo chilometro ci sono migliaia di persone, ci sono attività produttive, abbiamo il Parco Colli tra l'altro e il bacino termale, che sono territori di eccellenza che richiamano turismo internazionale. Sarebbe un disastro che succedesse qualcosa. Come ha ricordato prima Francesco, il canale Vigenzone è a rischio di tracimazione ogni volta che ci sono diciamo allerte fiumi nelle zone Vicenza, Padova, quindi bisogna stare molto attenti. Vogliamo che questa situazione finisca, vogliamo un territorio che sia in sicurezza, perché per noi la sicurezza significa sicurezza della salute, sicurezza dell'ambiente e sicurezza anche delle attività economiche che si svolgono in questo territorio. Allora, è dal 2002 che ci occupiamo di questo problema e ad oggi sono arrivati 2.200.000 euro per cercare di risolvere il problema. Mi sembrano un po' pochini, anzi ci sembrano un po' pochini. E quindi chiediamo, quello che si chiede oggi è un impegno pluriennale da parte della Regione in modo da risolvere completamente il problema. Non è possibile che a distanza di 4 anni, 5, vengano destinati una parte di soldi pensando che poi si deve rifare un bando con soldi da spendere per realizzare questo bando e tutto quello che ci va dietro. I tempi si allungano, diventano veramente spropositati, per cui ecco, ribadiamo, chiediamo un impegno da parte della Regione concreto. Grazie. Allora adesso chiederei ai consiglieri regionali, ai sindaci, insomma chi vuole prendere la parola, il microfono è a disposizione, anzi ci fa piacere se intervenite. Tirate a sorte. Don Pogliaccio, buongiorno a tutti. Io conosco la situazione perché ancora nel 2013, quindi dopo tanti anni dagli eventi nefasti che interessano il sito, mi sono occupato della cosa, l'ho portata anche all'attenzione della Commissione Europea, allora ero parlamentare in Europarlamento, e portando anche la questione alla Commissione Petizioni, che è una delle commissioni, delle 20 commissioni del Parlamento Europeo, che ancora adesso, dopo anni, ha aperto questo contenzioso e speriamo venga tenuto aperto, perché c'è anche qualche eurodeputato che lo vorrebbe, ha tentato più volte, tra l'altro Padovano ha tentato più volte di chiudere la faccenda. Quindi è una questione conosciuta quindi a livello europeo, è una questione a mio avviso che grida vendetta. Io quella volta accompagnai anche il comitato a consegnare le prime 2400 firme in commissione petizioni. Dico che grida vendetta questa questione perché non è possibile che dopo tutti questi anni questi rifiuti, che sono speciali e pericolosi, continuino a essere stoccati in sfregio a ogni buona pratica che mi consenta di non inquinare il territorio.
Cioè, è veramente incredibile, a pochi metri, è stato ricordato prima, c'è il canale Vincenzione, è un canale che sbocca sul Bacchiglione e quindi qualsiasi problema idrogeologico che si dovesse manifestare porterebbe agli inquinamenti veramente molto importanti, per non parlare anche della falda acquifera. E allora, siccome si sa come bonificare, non sono cose impossibili, sono cose fattibili, tecnicamente è possibile, mancano solo i finanziamenti. Ma allora mi dico, una regione come la nostra, no? dove abbiamo un governatore che è ormai un Superman, lo vedete in questi giorni vestito con la giubba della protezione civile in elicottero, no? Pare sia solo lui che si sta occupando dell'emergenza, no? Oltre invece di ricordare alle migliaia di persone che si stanno occupando di questo, questi 10 milioni li dovrebbe trovare in un attimo. Allora ha trovato in regione 300 milioni extra che non dovevano essere tirati fuori per la substrada pedemontana. Quelli li hanno trovati, adesso abbiamo in bilancio 150 milioni di questi 300 milioni, cioè qui si parla di pochi soldi in confronto. Hanno stanziato, sempre la giunta regionale, parlo di 4 settimane fa, 12,5 milioni per che cosa? Per la pubblicità per le aziende vitivinicole del loro marchio all'estero. Ma insomma sono aziende che hanno il vento in poppa, è uno dei primi settori dell'agricoltura che tira e gli diamo 12,5 milioni di fondi pubblici, per non parlare dei 19,2 milioni per la riconversione dei vecchi vigneti nei nuovi. L'anno scorso mi ricordo hanno trovato 350.000 euro per chi? Per le associazioni venatorie. Sono andati a vedermi adesso i dettagli delle delibere per falciare i prati di montagna, con quello che è successo loro vanno a sfalciare i prati, per acquistare anche mezzi, cannocchiali, visori notturni, io non lo so, veramente. Quindi quando c'è la volontà i soldi vengono trovati. Il problema che abbiamo in Veneto, io me ne rendo conto da tanti anni che seguo l'ambiente e da tanti anni che seguo siti inquinati, vengo da un paese dove abbiamo 15 discariche, dove abbiamo siti e dove ho visto siti come questo e anche peggiori, ce ne sono tantissimi in Veneto purtroppo. Quando si vuole trovare i soldi per le cose che interessano si trovano, invece i soldi devono essere trovati per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, come in questo caso. È inconcepibile che dopo anni siamo ancora a punto zero. Io quando sono venuto qua nel 2013 ho trovato la stessa identica situazione che c'è adesso. È una cosa che grida vendetta e il responsabile numero uno di questa cosa, cari signori, dovete saperlo, viste le competenze ambientali che una regione Veneto ha un nome e cognome, Luca Zaia, quindi là dovete rivolgervi. Naturalmente noi faremo la nostra parte, il Consiglio regionale, vedo i colleghi Luzzante, Brusco, Berti e altri, presenteremo emendamenti, sicuramente mozioni, però se poi non c'è la volontà politica avete capito che chi comanda, chi è nella stanza dei bottoni sono questi signori che ho citato adesso. Ecco, grazie ad Andrea Zanoni, adesso non so, Berti, Brusco, Brusante. Sì, salve, buongiorno a tutti. Sono Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle e volevo ringraziare prima di tutto voi oggi perché avete rinunciato a una giornata magari in famiglia, a un pranzo, a un momento leggero, avete deciso di impegnarvi a essere qua e questa è la cittadinanza attiva, questo è il motivo fondamentale per cui questi problemi devono essere risolti, perché finalmente i cittadini si sono resi conto di che razzo di disastro è stato fatto in Veneto e in Italia in questi anni. Abbiamo visto addirittura una commissione speciale sul Veneto nella scorsa legislatura, una commissione sulle ecomafie per il disastro che noi abbiamo sotto il silenzio generale purtroppo dei giornali e di tantissime persone e della politica connivente che sta zitta, fa finta che non ci siano questi problemi e dal 2013 tutto rimane così com'è. Noi siamo qua prima di tutto per fare informazione, ringrazio i giornalisti, ringrazio voi come persone e io dico che la prima cosa è far capire alle persone che problemi ci sono sul nostro territorio, perché a volte la gente passa davanti, vede un capannone e dice ma vabbè, un capannone, ma qual è il problema? E poi dentro si scopre che ci sono 45.000 tonnellate ancora di materiale tossico che crea enormi problemi per la salute, ma da fuori sembra tutto normale. Avete visto incendi su incendi di capannoni, 22 nell'ultimo anno, si parla di rifiuti che vengono stoccati dentro, magari addirittura dalle mafie. Abbiamo visto i servizi di fanpage, parlavano di camorra che viene qua a stoccare
dentro i capannoni e poi gli dà fuoco e che basta, il problema è risolto. Il problema non è risolto. Il problema è risolto nel momento in cui noi siamo qui a combattere per questo, per fare luce su questi temi, per informare tantissime altre persone, per prendere anche la politica per la giacchetta, e più vedo persone che se ne fanno parte, più diversi colori politici, perché rendiamoci conto, parliamoci chiaro, è stupido mettere una bandierina sopra e dire questa è una battaglia mia, quella è una battaglia tua, questa è una battaglia di tutti, questa è la salute e l'acqua la beviamo tutti, le cose che ci sono qua attorno coltivate le mangiamo tutti e non guarda in faccia a niente a nessuno, l'inquinamento, i tumori, le malattie, quelle arrivano a tutti, al di là di quello che uno vota, qui crede o qui non crede. Noi oggi qua siamo a fare una battaglia di civiltà come prima cosa, una battaglia per l'ambiente e per il futuro del nostro territorio e quindi vi posso assicurare il nostro impegno massimo e totale adesso a capire poi all'atto pratico cosa possiamo fare. C'è bisogno di questi 12 milioni di euro e ci mettiamo in gioco, dobbiamo farlo, ci mettiamo la faccia, perché dopo andremo in aula e dovremo votare, si vedrà chi vorrà votare a favore del territorio e della salute e della sicurezza dei cittadini e chi invece penserà che è meglio appunto andare a finanziare la promozione del prosecco all'estero. Noi pensiamo che questi siano i temi fondamentali su cui mettersi in gioco e dobbiamo farlo tutti quanti, tutti assieme, perché solo se si muove una comunità riesce a portare a casa dei risultati e bisogna farlo, ripeto, in maniera forte e determinata e siamo qua per questo. Grazie. Consigliere Rusante, consigliere regionale. Buongiorno a tutti, anch'io desidero ringraziare le persone che sono qui perché è importantissimo essere qui, sarà ancora più importante venire a Venezia quando voteremo il bilancio. Ma consentitemi di fare una prima considerazione e riguarda questi territori. Da qui si vedono i colli, si vede questa zona bellissima di questo territorio che qualcuno vorrebbe cancellare o ridurre solo ai cucuzzoli. Per fortuna questa ipotesi è stata in qualche modo per il momento abbandonata dalla Regione. Però il tema della CEC si inserisce all'interno di un problema più vasto che riguarda tutta la bassa padovana, che riguarda soggetti che vengono, sfruttano il territorio, speculano sul territorio, inquinano e poi se ne vanno. Fanno le risorse, fanno il guadagno e poi chiudono. Pensiamo alla vicenda dei PFAS, alla notizia di queste ore, la Miteni chiude lasciando per strada gli operai che sono stati i primi che sono stati esposti, non assumendosi la responsabilità di quello che ha fatto per 400.000 abitanti di queste zone del Veneto, inquinando le acque. E la stessa cosa è venuta qui alle nostre spalle, gente che ha guadagnato per anni, che ha speculato. Sono stati trovati rifiuti tossici persino sotto il manto stradale della Valdastico. Allora la prima domanda è che chi inquina deve essere obbligato a pagare e questo non lo si può fare dopo, quando sono falliti, bisogna farlo prima. Ci deve essere una prevenzione dal punto di vista delle risorse, bisogna far pagare prima a tutte le aziende che potenzialmente possono inquinare un territorio, affinché poi non ci sia anche la beffa che dovremo pagare di tasca nostra, l'inquinamento che altri hanno provocato per speculazioni finanziarie, perché andrà a finire così, no? Pagheremo noi di tasca nostra risorse che dovrebbero invece essere utili e importanti per il territorio. Quindi la prima considerazione è questa: chi inquina deve pagare, chi sfrutta un territorio per speculazioni finanziarie non deve essere messo nelle condizioni di poterla fare franca, perché questa io credo sia la valutazione di carattere generale che oggi riguarda la CEC. Ieri ha riguardato i PFAS, domani riguarderà 1000 altri territori che saranno inquinati da parte di aziende che non avranno la capacità di poi disinquinare. La seconda considerazione è questa: io prima che mi arrivasse la lettera in Commissione Ambiente avevo posto il tema della CEC relativamente a una legge importante che viene finanziata quasi tutti gli anni a livello nazionale.
si chiama legge speciale per Venezia. Dentro la legge speciale per Venezia è inutile che vi dica quante risorse sono state sprecate, vi dico solo il capitolo. Mose. Avete visto come ha funzionato bene il Mose nei giorni scorsi a Venezia, o come funziona a Chioggia, o come sono stati sprecati miliardi, no milioni, miliardi di euro. Ecco, però dentro la legge per Venezia c'è un aspetto importantissimo, che è quello relativo al disinquinamento della laguna. Ora, le acque che scorrono a pochi metri di distanza da noi finiscono in laguna. Allora abbiamo la possibilità di utilizzare una parte di quelle risorse della legge speciale per Venezia. Quest'anno sono stati assegnati 14 milioni di euro, ma sono pochi rispetto a anni fa, venivano assegnati 200 milioni di euro alla legge speciale per Venezia. Martedì viene in aula, proporrò ai colleghi di presentare, ho già scritto, un ordine del giorno per chiedere, come avevo chiesto, che una parte del finanziamento, i 2 milioni annui richiesti dai sindaci, vengano finanziati attraverso la legge speciale per Venezia. Ora lo faremo con un ordine del giorno, quando arriverà il bilancio lo faremo con un emendamento, proprio per dare una soluzione che sia una soluzione definitiva. Ma nulla sarà possibile, credetemi, se non continueremo a sentire la mobilitazione di un territorio, attraverso manifestazioni come quella di stamattina, ma sicuramente una presenza a Venezia in sede di discussione del bilancio, soprattutto se verrà approvato l'ordine del giorno, martedì lo saprete, perché martedì verrà votato l'ordine del giorno. La mobilitazione a Venezia in sede di discussione del bilancio è quella che potrà essere decisiva affinché non dobbiamo più venire qui, o meglio, verremo qui a Battaglia, per Numia, a Due Carrare, per guardarci i colli, per andare a fare una passeggiata lungo i colli che abbiamo salvaguardato dagli attacchi di chi li voleva cancellare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Manuel Brusco, chiedo del Movimento 5 Stelle. Io voglio solo farvi venire alla mente una cosa, l'inquinamento da PFAS. Cosa significa inquinamento da PFAS? Significa danni per l'ambiente, danni per la salute, ma soprattutto anche danni per l'economia di un territorio. Un inquinamento di cui ne sentiremo parlare in Veneto per decine e decine di anni. Serviranno enormi risorse, tutto causato da un'azienda, quindi era tutto facilmente individuabile se tutti avessero fatto la loro parte. Invece ora ci troviamo, siamo sul punto da pochi giorni, saremo noi a dover pagare per colpa di qualcun altro. Qui siamo, non dico nella stessa situazione, ma abbiamo gli stessi punti di partenza, una fabbrica, fonte di pericolo per l'ambiente, per la salute, ma anche per l'economia di questo territorio. Prima si citavano le terme, si citava il Parco Colli, e allora dobbiamo intervenire, come hanno detto i miei colleghi con cui spesso ci troviamo a difendere quelle tematiche ambientali. Le possibilità per trovare le risorse ci sono nella legge speciale su Venezia, ma ci sono in tanti altri momenti. Variazioni di bilancio ne facciamo ogni 2 mesi, per cui è importantissima la mobilitazione che dovrete fare voi, il ruolo che avremo noi, ma è importante che tutti noi ci trasformiamo in sentinelle del territorio, perché nella nostra regione succedono delle cose molto particolari. Questi non sono degli episodi singoli sganciati l'uno dall'altro, sono dei momenti che io senza problemi definisco mafia. Noi tutti dovremmo aprire gli occhi, perché la mafia è nella nostra regione. La mafia non si muove più col fucile, si muove negli interessi che ci sono, dove ci sono i soldi, no? Qualcuno diceva. In Veneto i soldi girano attorno ai rifiuti. Ogni settimana abbiamo roghi in aziende che trattano rifiuti, ogni settimana scopriamo interramenti di rifiuti, ogni settimana scopriamo riciclaggio di denaro attorno al ciclo dei rifiuti. Per cui vi invito tutti quanti, voi cittadini, a farvi sentinelle promotrici, a rompere le scatole ai portavoce che avete in regione, in Parlamento, perché l'attenzione sul tema criminale che ruota attorno ai rifiuti è importantissimo, la dobbiamo stanare prima che diventi qualcosa di irreparabile.
Peraltro io ringrazio i colleghi padovani che in questo territorio si sono battuti per salvaguardare il Castello del Cataio, che è un gioiello che avete, e io vi invidio, io non sono padovano. Ci dovevano costruire un grande centro commerciale, è stato bloccato, si dovevano costruire tante altre trasformazioni. Io ve lo dico col cuore, difendete il vostro territorio finché siete ancora in tempo. Una volta cementificato, una volta distrutto, non si può più tornare indietro. Grazie, noi faremo il nostro lavoro. La parola agli amministratori. Massimo Momolo, sindaco di Battaglia Terme, che ringraziamo. Grazie, sono io che lo dico di cuore ai comitati, alla Vespa, lasciateci respirare, SS CNC, perché l'attenzione verso questo problema deve essere sempre mantenuta alta. E il grazie appunto va dato a tutte queste persone, che 16 anni sono tanti e ci si dimentica di tante cose. E invece abbiamo visto anche recentemente che quando c'è una coesione fra enti territoriali come i comuni, con i comitati locali che portano avanti delle istanze e delle battaglie giuste, a volte, non sempre, ma a volte i risultati si ottengono. È stato ricordato un attimo fa la questione del Cataio, del centro commerciale. La battaglia lì ancora non è finita, perché siamo in attesa, siamo in pendenza di un ricorso che i proprietari hanno presentato al TAR. Quindi la vigilanza non deve essere abbassata, dobbiamo tenere alta la guardia, e qui dobbiamo tenere alta la guardia, e lo stiamo facendo adesso con le 3 amministrazioni comunali che la scorsa settimana hanno approvato una mozione che è stata costruita assieme alle associazioni, dove andiamo a chiedere alla Regione di impegnarsi, di destinare delle risorse. Noi lo chiediamo con uno spirito di leale collaborazione, come deve esserci fra amministrazioni. Mi fa molto piacere che ci siano qua dei rappresentanti della Regione, di vari partiti. Va benissimo che ci siano varie posizioni politiche che vanno a difendere questa battaglia, perché questa è una battaglia di civiltà, è una battaglia fondamentale per noi. Noi qui dietro, io che sono qui nato a Battaglia, sono nato in via delle Officine, per me questa è e rimane la Galileo, la storica fabbrica di Battaglia Terme. Qui c'erano più di 1000 dipendenti che ci lavoravano. Adesso è diventata una parte, la parte che era della carpenteria, un deposito di rifiuti pericolosi, di rifiuti industriali, di rifiuti tossici, e siamo a 20 metri con questi capannoni dall'argine del Vigenzone. Quindi il pericolo per noi è immanente, è reale, non è fittizio, non è ipotetico. Quindi noi chiediamo con lealtà, come dico, perché fra istituzioni ci devono essere spirito di leale collaborazione, però lo chiediamo e lo chiederemo sempre. Mi fa molto piacere che ci siano i rappresentanti regionali e tante associazioni e tanti cittadini soprattutto, perché soltanto se siamo assieme forse qualche risultato lo otteniamo, non sempre, però come per il Cataio qualcosa è stato ottenuto. Io credo, sono convinto che anche qui otterremo, però non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo rimanere compatti, anzi essere ancora di più, perché l'ambiente non è bianco, rosso, verde, l'ambiente è di tutti noi e dei cittadini, e non ci sono battaglie, non ci sono bandiere di partito da mettere qua. Io sono orgogliosamente del PD, anche se questo farà sorridere qualcuno, però io credo che le persone non devono essere giudicate dalla bandiera che hanno, ma dalle battaglie che fanno, e su questa battaglia io ci sono sempre stato e con voi ci sarò sempre. Grazie. Abbiamo Silvia Benedetti, parlamentare. Grazie. Buongiorno a tutti. Concordo con le parole del sindaco, bisogna tenere alta l'attenzione sul tema. Le cose si sono mosse negli anni scorsi proprio perché c'è stato chi ha sollecitato la risoluzione del problema. Chiaramente siamo lontani dalla soluzione attualmente, ed è per questo che è importante continuare a tenere alta l'attenzione, assolutamente sì. Nella scorsa legislatura ci sono stati diversi politici che hanno portato la questione all'attenzione del Ministero, e questa azione continuerà anche tramite me,
Quindi mi impegno qui davanti a voi a portare avanti la situazione, a portarla al tavolo del Ministro Costa. E un'altra cosa che ritengo importante è lavorare sulla legge di bilancio. Perché nella legge di bilancio per il 2017 era stato stanziato un fondo che andava anche per il recupero delle ex aree industriali dismesse, andava anche per le bonifiche, per appunto il recupero delle zone a discarica. E questo attualmente nella legge di bilancio non è delineato, c'è sì un piano per le infrastrutture, ma non ha l'accezione ambientale, che invece ritengo fondamentale per la situazione attuale del paese. Non c'è solo questa come bomba ecologica, ce ne sono tante, e credo che in Italia serva veramente una seria azione di recupero ambientale. Quindi questi sono i due impegni che mi prendo qui davanti a voi, e chiaramente spero che ognuno di noi faccia la propria parte nel proprio campo di battaglia. Grazie. Allora, ancora con gli amministratori chiedo due Carrare. Buongiorno a tutti, sono Giovanni Pizzo, consigliere del comune di Due Carrare. Purtroppo il sindaco aveva un impegno, non ha potuto essere presente, comunque mi ha delegato a rappresentarlo. La nostra presenza qui oggi è veramente una testimonianza per risolvere una volta per tutte questo annoso problema. Che sia una bomba ecologica non ci piove sopra. Noi come amministrazione comunale saremo in prima linea per tutte le manifestazioni e saremo sempre presenti per le manifestazioni di questo genere. Ecco, inutile che ripeta tutte le cose, condivido quanto è stato detto da chi mi ha preceduto e ripeto, saremo sempre presenti come amministrazione comunale. Grazie. Anche per Numia. Sono Giuliano Pegoraro, consigliere del comune di Pernumia. Mi pare che tutti gli interventi che mi hanno preceduto abbiano spiegato, illustrato in modo esaustivo qual è il problema e che cosa si sta facendo. L'unica ulteriore evidenziazione che posso fare è la contentezza che finalmente le amministrazioni dei tre comuni si siano messe assieme per portare avanti un'istanza così importante, senza muoversi singolarmente come magari è accaduto in passato. L'importante secondo me ed è fondamentale che ci sia quindi la formazione di una task force comune tra, diciamo, le amministrazioni comunali e poi quelli che sono i movimenti, le associazioni locali che in tutti questi anni si sono date da fare in prima linea per cercare di portare un contributo alla soluzione del problema. Le richieste che abbiamo fatto o che sono state inoltrate alla Regione Veneto le avete sentite, servono circa 10 milioni di euro ancora per portare via altre 45 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi. Speriamo che qualcosa si muova. Un saluto a tutti e vi ringrazio della vostra presenza. Adesso ho finito il giro degli amministratori, se appunto altri si è già prenotato Orlando Bollettin e altre persone vogliono fare un breve intervento, insomma teniamo, mi raccomando, brevità a tutti. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare, penso che tutti dovremmo ringraziare il comitato No CNC che da anni si sta battendo e si è battuto per risolvere questo problema. Anzi, penso che tutto il territorio ha un grosso debito nei confronti degli appartenenti a questa realtà, a questo comitato. Questo per dire che comunque, anche se la questione non è risolta, noi ci auguriamo che al più presto e con l'aiuto di tutti anche gli altri comitati che agiscono su altre questioni che riguardano la salute e il territorio. Voi sapete che è importantissimo agire su quanto è stato fatto finora, ma è altrettanto importante agire su quello che qualcuno vorrebbe continuare a fare. E mi riferisco alle colate di cemento che i grossi interessi, soprattutto gli speculatori, i finanzieri, eccetera, vogliono calare ancora una volta sul nostro territorio. Le opere lo sapete quali sono, alcune sono state temporaneamente bloccate,
il centro commerciale di Due Carrare, uno dei più grandi del Veneto e uno che devasterà il nostro territorio in maniera irrimediabile, per il momento è stato bloccato grazie all'impegno di tutti, e purtroppo altre opere invece ci sono sfuggite di mano. Un'opera altrettanto importante che dovrebbe essere, che è stata lanciata sul nostro territorio, è la costruzione di una nuova corsia dell'autostrada A13. Voi sapete che questa corsia in questo momento storico qua va proprio controcorrente, significa solo un ulteriore danno alla salute dei cittadini, un ulteriore danno all'agricoltura, un ulteriore inquinamento del territorio. Noi non è che siamo contro il cosiddetto progresso, che siamo, capito, per ritornare indietro nel tempo, ma siamo per un nuovo modello di sviluppo. Ormai è conclamato che questo modello di sviluppo qua non regge più, ci sta portando un po' una volta in una situazione di agonia e di devastazione totale. Siamo nella pianura padana, inutile che ripeterlo, siamo in una delle pianure più inquinate del pianeta. Continuare a fare colate di cemento su questo territorio significa andare verso il suicidio. Allora noi dobbiamo impegnarci, sì, e oltremodo sulle bonifiche, su questa della CNC in particolare, perché è una questione storica e che va risolta, ma dobbiamo altrettanto impegnarci sulle opere che si vogliono costruire. Abbiamo degli esempi devastanti di quello che sta succedendo per Pedemontana e altre opere. Cerchiamo di bloccare almeno questa che ci sta arrivando addosso sulla terza corsia. Abbiamo presentato assieme ai nostri amici dei vari comitati qua legati alla difesa del territorio, abbiamo presentato, molti cittadini interessati, abbiamo presentato un ricorso al Capo dello Stato. Adesso staremo anche su questo terreno a vedere cosa succederà. Noi ci auguriamo, capito, che prevalga la ragione e il buon senso e che la salute dei cittadini e la tutela del territorio venga prima di qualsiasi altro interesse più o meno sporco. Grazie. Ciao, non importano le etichette, io è da anni che lotto assieme ai vari comitati ambientalisti e sono anche animalista. Allora, volevo comunicarvi che da mesi stiamo provando a ostacolare una porcilaia che c'è a Stanghella, che ha già 4.000 maiali, quelli che se li vedete vi fanno piangere per come sono allevati, e quindi già inquina comunque la terra, l'aria, l'acqua, eccetera. E l'allevatore vuole portarli a 12.000, che vuol dire non solo una sofferenza, una crudeltà verso i maiali, perché se voi andate a visitarli dentro non sono i maialetti liberi come fanno vedere nella pubblicità, sono animali proprio rinchiusi, sono fabbriche dove l'animale viene trattato come un motorino, serve solo per produrre quello che poi uno si mangia nel panino sulla pizza. Allora, appunto, questo per dire che stiamo organizzando una grande manifestazione a Stanghella. Vi prego di aiutarci perché appunto anche gli allevamenti intensivi, molti di noi non si rendono conto che non solo inquinano, sono una delle fonti principali di inquinamento dell'aria. I cambiamenti climatici sono dovuti soprattutto non tanto alle macchine, anche a quello, ma agli allevamenti intensivi. Quindi riflettiamo un po' su questa cosa, più le falde acquifere, il cemento, perché fare un allevamento per 12.000 maiali vuol dire altro cemento, eccetera, eccetera. Addirittura mi diceva uno che gli agricoltori di Stanghella si sono accorti che l'acqua non è più come era prima, che è inquinata, perché ovviamente scaricano questi liquami, eccetera. Allora vi prego di essere presenti in questa cosa che organizzeremo a Stanghella. E poi c'è un'altra cosa, a Bagnoli di Sopra ci sono delle tettoie lunghissime di amianto rotto, uno cammina per strada, le può anche toccare vicino al comune, sotto ci sono dei fagiani allevati per i cacciatori. Prima della caccia li mollano nei campi, arrivano i cacciatori che sono coraggiosissimi e vanno a sparare a sti poveri fagiani mollati nei campi. Ecco, quindi anche qui stanno cercando di fare qualcosa già segnalato, ma l'amianto è ancora lì. Se la gente non si muove, vi prego, se non ci muoviamo, appunto anche le cose più illegali e più brutte rimangono come sono. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io direi che possiamo anche chiudere qui questa iniziativa, questo sit-in che insomma è stato... Salve, volevo solo informarvi di quello che sta succedendo in questo momento dall'altro lato.
cioè chi ha messo i rifiuti qua dentro ha un nome e un cognome. In questo momento, mentre noi stavamo organizzando questa cosa, ha cominciato a inviare lettere alla Vespa chiedendo di togliere per il diritto all'oblio tutti gli articoli che riguardavano la CNC. È partito chiedendo cose enormi, poi si è aggiunto un altro, erano 2 praticamente che chiedevano queste cose. L'altro giorno hanno cominciato a scriverci gli avvocati, ci hanno dato un ultimatum di 48 ore per togliere, poi sono scesi da chiedere praticamente di togliere praticamente mezzo sito, hanno chiesto 4 link da essere tolti dove c'erano i loro nomi e cosa facevano, cosa hanno fatto. Noi abbiamo accettato, stiamo cercando un avvocato per capire come comportarci, perché c'è una legge che si chiama diritto all'oblio, ce la siamo letta tutta e non capiamo se il fatto di fare la manifestazione qua è un ritorno al diritto di cronaca e possiamo mantenere i loro nomi e riparlare di loro. In questo momento loro ci hanno anche detto che avrebbero fatto causa e chiesto un rimborso danni, perciò il proverbio è chiaro, dalla beffa al danno, va bene? Questa è la situazione, perché anche loro si stanno muovendo. Grazie. Ovviamente anche questo è un aspetto di cui cercheremo di farci carico tutti, perché chiaramente non riguarda solo le associazioni e le realtà che hanno pubblicato in questi anni una puntuale informazione su quello che è successo e sta succedendo all'interno di questi capannoni. Allora io credo che possiamo intanto, oltre a ringraziare tutte le persone, i rappresentanti delle associazioni, delle varie amministrazioni comunali, i rappresentanti istituzionali che hanno accettato e hanno portato il loro contributo, la loro testimonianza a questa iniziativa, io credo che oltre a ringraziare anche i cittadini presenti, possiamo cercare di darci anche un appuntamento intermedio, che è quello di un incontro da fare a breve, alla luce appunto anche degli sviluppi che ci saranno all'interno del Consiglio regionale, ed è una riunione intermedia per discutere, concordare un'eventuale mobilitazione da fare proprio in sede di Consiglio regionale. Ringraziamo di nuovo tutti e ciao e grazie di nuovo. Riusciamo a fare siamo sempre sintonizzati e ci troviamo magari anche per un controllo sulle